nell'ambito della Festa dell'Unità, un momento dedicato al dolore cronico organizzato dal dottor Liotta? È un momento importante perché coincide con la giornata mondiale contro il dolore che va celebrato da oggi venerdì sino a domenica 1° ottobre. E quindi abbiamo colto questa occasione per poter parlare a una vasta platea dei problemi del dolore, il dolore cronico, che noi li intendiamo dolore come malattia. In coincidenza di questo fatto c'è da dire che proprio in questi giorni scade anche, o meglio ricorre, il 20° anniversario della creazione della clinica del dolore all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, che ho avuto l'onore di dirigere, posso dire di aver creato, ecco, come struttura specializzata. Quindi il dolore è una delle problematiche più serie che coinvolge tante patologie, interessa tutte le persone, perché in un modo o in un altro, indipendentemente anche dall'età, c'è sempre una ragione per poter avvertire il dolore. Dolore come sintomo che però in certe situazioni di patologia diventa vera e propria malattia, e addirittura noi come specialisti su questa materia parliamo del dolore totale. Il dolore totale che comprende il dolore fisico, il dolore psichico, morale, sociale, quindi diciamo un intervento che non è solo di tipo farmacologico, ma che racchiude diverse competenze e si cerca di poter, non dico risolvere, ma almeno alleviare questa situazione. Faccio un esempio per fare capire: una persona che è disoccupata, che ha perso il lavoro e comincia a stare male, avere tutta una serie di problematiche che senza dubbio lavorando riescono ad essere attutite. Ecco, il disagio quindi sociale che diventa poi malattia e diventano dolori spesso irreversibili.